Malore di un bimbo di 8 anni per un colpo di calore allo scalo Marco Polo di Tessera verso le 10 del mattino a causa della mancanza di aria condizionata ai varchi di sicurezza alle partenze e quanto denuncia il sindacato RSA dell'aeroporto di Venezia. Se agli arrivi ci si congela da quanto è freddo per via delle basse temperature con cui è stata regolata l'aria condizionata, all'opposto, alle partenze ci sono dai 29 ai 30 gradi per il mancato funzionamento proprio dell'aria condizionata, puntualizza. Il caldo è diventato insopportabile. Bisogna trovare assolutamente una soluzione. Anche oggi un bambino si è sentito male ai varchi di sicurezza. Purtroppo questa situazione ha raggiunto il limite. Save, società di gestione aeroportuale interpellata, non risponde, dice sempre il sindacato, denunciando come anche alcuni colleghi della sicurezza si siano sentiti male proprio a causa del caldo eccessivo, sempre ai varchi. Qui grande il disagio anche per le lunghe code formatesi sempre in mattinata a causa dei voli cancellati da e per l'aeroporto di Catania di Wizz Air e Ryanair per l'incendio che ha costretto a chiudere lo scalo fino a mercoledì prossimo, 19 luglio. Problematiche che non è escluso continuino e si ripetano con lo sciopero su Londra Gatwick dal 28 luglio per 4 giorni e dal 4 agosto per altrettanti giorni. E poi, per quanto attiene alla gestione spettante a Sicuritalia, resta il solito annoso problema, quello della carenza cronica di personale, dice la portavoce dei lavoratori. Anche oggi per l'ennesima giornata, come costante da 2 anni a questa parte, con il ripreso del volato dopo la pandemia, a chiedere a chi di competenze, soprattutto al gestore aeroportuale, di prendere in mano la situazione.